A 7 anni di distanza, oggi entra nel vivo il processo Compiano. Ascoltati i primi testimoni con l'ex curatore fallimentare che racconta segreti e aneddoti del famoso cavò di Silea. Lettera di solidarietà e 150 adesioni a favore dei 2 sacerdoti della diocesi di Treviso accusati da un ex seminarista di aver commesso abusi sessuali nei suoi confronti. A Bessica di Loria è giallo sulla morte di Giorgio Gheno, il 27enne del posto morto in Uzbekistan nella casa dove viveva da anni. I genitori non lo sentivano da giorni. Ancora nessuna notizia del giovane Charles, scomparso da Orsago una settimana fa. Nessuna telefonata a casa, il sindaco lancia un appello, pronti ad accoglierlo, dice. A Montebelluna ladri rubano delle bici e per assicurarsi la fuga aggrediscono uno dei proprietari che finisce in ospedale, catturato uno dei malviventi. Una maratona di storia, diritti e impegno civile per gli studenti bellunesi che oggi si sono trovati al Teatro Comunale di Belluno per dire no al bullismo. A Spresiano maschere, crostole e frittelle per i ragazzi di diverse abilità dei centri diurni, tutti in discoteca per la festa di Carnevale organizzata dalla ULS 2 di Marca. Buonasera e bentrovati in diretta con l'informazione trevigiana dei TG di Antenna 3. L'avete sentito dai titoli in apertura, il crack Compiano. Oggi è entrato nel vivo il processo, assente in aula lui l'unico imputato, l'ex patron. Ascoltati i primi testimoni con l'ex curatore fallimentare che ha ripercorso le storie e i segreti del noto cavò di Silea. Crack Compiano, entra nel vivo il processo dell'unico imputato, l'ex patron Luigi Compiano, assente in aula. Processo che a 7 anni di distanza dai fatti contestati ha rischiato anche nelle scorse ore di essere ridiscusso, ovvero di tornare all'udienza preliminare per una contestazione puramente tecnica della difesa con l'avvocato Piero Barolo. Questione legata cioè alla derubricazione del capo di imputazione a carico dello stesso Compiano e riferita all'appropriazione indebita piuttosto che alla bancarotta fraudolenta. Cose tecniche appunto, ma alle 12:23, dopo 2 ore di discussione della Corte, rigettata la richiesta di eccezione, ovvero sciolta la matassa, e riaperto il dibattimento, finalmente ascoltati i primi testi. Si comincia con l'ex curatore fallimentare, il commercialista trevigiano Sante Casonato. È un fiume in piena. Al PM Massimo De Bortoli racconta del famoso cavò di Silea, dove confluivano tutti i soldi della NES e delle sue consorelle. Di quella volta che ci sarebbero voluti 10 tir per portare a destinazione ben 9 milioni di euro, tutti monete metalliche, ma poi si scelse la praticità della conversione in moneta digitale. I soldi venivano contati fisicamente dal reparto trattamento valori, dice. Qui per la conta delle monete si utilizzava un imbuto gigantesco con una macchina che le contava e uscite dalla conta venivano automaticamente blisterate e messe su dei bancali per essere consegnate. Dice ancora, storie davvero incredibili come quella del buco di oltre 30 milioni spariti chissà dove tra il lusso di macchine d'epoca e di chi tra i grossi creditori è stato più abile del tempo. Storie e segreti che tanto ricordano il più famoso deposito a fumetti di Paperopoli della Disney, con zio Paperone che nuotava nell'oro delle sue stesse monete, della serie quando la realtà supera la fantasia. E adesso i presunti abusi in seminario al fianco dei 2 parroci accusati si schierano con una lettera aperta a decine di sacerdoti ed ex seminaristi che raccontano la loro esperienza, ambiente sereno ed educativo, dicono. 150 firme di sacerdoti ma anche di laici e le adesioni continuano ad aumentare. Sono quelle in calce alla lettera aperta con cui decine di allievi passati per il seminario di Treviso nella stessa epoca a cui risalirebbero gli abusi denunciati da Gianbruno Cecchin difendono i 2 sacerdoti chiamati in causa, Don Livio Buso e Don Paolo Carnio, raccontando la loro diretta esperienza. Noi abbiamo desiderato esprimere la nostra esperienza, che abbiamo fatto in seminario, che è un'esperienza di famiglia, di un ambiente molto sereno, libero, un ambiente educativo, certo, ma con libertà proprio. Don Giovanni Giuffrida, parroco del Sacro Cuore di Treviso, è primo firmatario della lettera aperta. Ci pare un po' inspiegabile, la situazione
Poi ci affidiamo naturalmente agli enti preposti per fare le verifiche. E la diocesi sta facendo anche il suo percorso, quindi ecco, per noi rimane tanto dolore, ecco, è un'esperienza difficile, ecco, però inspiegabile, ecco, questo sì. Lettera che viene pubblicata integralmente dal settimanale diocesano La Vita del Popolo e di cui si viene a sapere nel giorno in cui Cecchina, attraverso il suo avvocato, ha depositato il suo esposto in procura a Padova. Qual è il vostro auspicio per così il proseguo, l'epilogo di questa vicenda? Ma si possa risolvere quanto prima, innanzitutto, e che si possa, come dire, mettere in luce, ecco, la verità anche delle nostre istituzioni diocesane, che sono istituzioni di lunga tradizione e che hanno portato tanto bene alla nostra Chiesa. E adesso a Bessica di Loria, dove sono tutte da chiarire le cause della morte di un 27enne del posto che da anni viveva in Uzbekistan. Sul cancello di casa in via Pergolesi un breve messaggio: desideriamo rimanere soli con il nostro dolore per cercare di affrontare un lutto di famiglia devastante, la morte lontano da casa di un figlio di appena 27 anni, Giorgio Gheno, originario di Bessica di Loria, trovato senza vita nella sua abitazione a Tashkent, capitale dell'Uzbekistan. Da giorni i parenti non riuscivano a contattare Giorgio, poi attraverso le autorità uzbeke la tragica scoperta. Il referto parla di morte naturale, ma sarà l'autopsia ora a cercare di fare luce sulle cause di un decesso prematuro e inaspettato, vista anche la cura che aveva del suo corpo e la passione per lo sport. Da tempo il 27enne era andato a vivere all'estero, prima in Australia, poi da 4 mesi nel paese asiatico. Il caso è ora all'attenzione dell'ambasciata italiana a Tashkent. Solo al termine delle procedure previste in queste circostanze si potrà procedere con il rimpatrio della salma in Italia. Il ragazzo lascia i genitori Giuliano e Anna Rosa e i fratelli Laura e Renato. E adesso ad Orsago, dove ad una settimana dalla scomparsa del giovane Charles, il 17enne del posto, c'è molta apprensione tra la comunità. Così il sindaco, che lancia un appello: siamo pronti ad accoglierlo, dice. Non vuole dire niente, perché non c'è voglia di parlare in questa casa di Via Palli in centro a Orsago, dove la compagna del padre di Charles si trova con i figli più piccoli. Fuori microfono la donna conferma che sono ore di attesa, che il telefono continua a non squillare, che si aspettano segnali dai carabinieri. Charles, 17 anni, è scomparso nel nulla giovedì scorso. Forse il treno che da Conegliano, dove studia, lo portava a Orsago ha preso altre direzioni. Charles aveva raggiunto dal Camerun il padre Joseph 8 mesi fa, una nuova famiglia, una nuova comunità, un'integrazione forse difficile. L'ipotesi resta quella di una fuga volontaria. Considerando il fatto che anche questo ragazzo non è da tantissimo tempo che è qui in Italia e quindi magari non ha dei punti di riferimento, e quindi questo preoccupa ancora di più. Lo stesso comune, attraverso la polizia locale, sta collaborando con i carabinieri, mentre il sindaco parla di una famiglia integrata, discreta ma conosciuta, e di una comunità in apprensione. Noi siamo un piccolo paese, quindi è come che fosse una grande famiglia. Ci dispiace tantissimo che questo ragazzo sia scomparso, fa parte di una famiglia ben integrata nel nostro paese, e quindi speriamo proprio che si possa risolvere nel miglior modo possibile. Da qui il messaggio a Charles, quello di non sentirsi solo. Ha una famiglia qui ad Orsago che lo aspetta, ma soprattutto anche un paese che lo aspetta, questo sicuramente. Adesso a Montebelluna, dove dei ladri hanno rubato delle biciclette. Per assicurarsi la fuga hanno addirittura pestato uno dei proprietari mandandolo in ospedale. Uno dei ladri è stato fortunatamente catturato. Avevano scelto quali bici rubare alla stazione ferroviaria di Montebelluna, si sono aggirati in zona per qualche minuto, poi hanno preso le 2 ruote ed hanno tentato la fuga, ma uno dei proprietari si è accorto di quanto stava accadendo ed ha rincorso i ladri. Ne è nata una colluttazione. Un 29enne nigeriano, uno dei ladri, è stato bloccato grazie al pronto intervento dei carabinieri intervenuti sul posto ed arrestato. Gli altri 2 hanno invece lasciato a terra le bici e si sono dati alla fuga. La vittima è un 35enne ghanese, ben inserito nella comunità, lavoratore e padre di famiglia, che è caduto a terra ed è stato soccorso e portato in ospedale.
L'uomo ha riportato ferite guaribili in 10 giorni. Le 3 bici, una del valore di 1.500 euro, sono state riconsegnate ai legittimi proprietari. Il 29enne è stato invece portato in carcere. Questa mattina il nigeriano è stato sottoposto all'udienza di convalida dell'arresto. Ondata di furti a Cappella Maggiore, in azione i famosi ladri acrobati. Ladri sempre più temerari, pronti a sfidare anche le grandi altezze pur di portare a termine il loro colpo, come quelli entrati in azione qualche giorno fa in centro a Cappella Maggiore. Incuranti che in quel momento, erano circa le 21:30, nel bar della piazza ci fossero numerose persone intente a seguire la partita di Coppa Italia, si sono introdotti nell'appartamento sopra il locale dove abita il proprietario dello stesso bar. Sono saliti su di qua, no? La finestra, questa finestra qui. E sono entrati qui, è scuro, quindi non hanno nessun disturbo. Ecco. Non sono state trovate scale all'esterno, dunque i banditi hanno sfidato l'altezza e si sono introdotti in casa come acrobati. Abicati, gente snella e veloce. E agile. È stata la moglie del signor Bucco ad accorgersi che stava succedendo qualcosa nella loro abitazione. Mia moglie mi ha chiamato perché io abito sopra, che c'erano dei rumori. Io sono andato su. Sono andato in terrazza, ho guardato, non c'era niente, però poi ho guardato e mi hanno tirato fuori tutti i cassetti della camera. A parte i danni agli infissi, i ladri, dopo aver messo a soqquadro la camera, sono scappati a mani vuote. Secondo il signor Bucco, i malviventi conoscevano le loro abitudini. Prima fanno i giri, guardano i movimenti, cioè non vanno a caso. Ma nei giorni scorsi sono stati almeno 4 i colpi messi a segno in poche ore, non solo in centro paese, e i cittadini cercano di proteggersi. C'ho le telecamere, però so che ci sono stati dei furti, anche vicino, io sono su a Montaner. Poi c'è chi, come questa signora, qualche mese fa era in casa quando 2 ladri sono entrati al primo piano. Quando ha capito cosa stava succedendo, ha iniziato ad urlare. Cosa fate là? Chi è? Chi è là? Vieni fuori, lasciami andare in bagno che sto male. Signora, sta calma che io ho finito subito. C'erano in 2. Chiama i carabinieri? No, lei non li chiama perché io vado via subito. Insomma, 2 minuti sono stati. Aveva convinto un pensionato di Asolo a farsi dare le credenziali del home banking del suo conto corrente, ma la tentata truffa è stata sventata dai carabinieri. Denunciato un 55enne. Ha telefonato ad un pensionato di 64 anni spacciandosi per un dipendente della sua banca. Poi lo ha convinto a dargli le credenziali d'accesso home banking del suo conto corrente. Un gioco facile per un 55enne della provincia di Sondrio già conosciuto alle forze dell'ordine. A quel punto il truffatore ha disposto immediatamente un bonifico urgente di quasi 30.000 euro a favore di una terza persona. Ma a qualcuno, per fortuna, l'operazione è sembrata più che anomala, così sono stati chiamati i carabinieri. I militari dell'Arma hanno prontamente intuito il raggiro e sono riusciti a contattare l'istituto di credito e a impedire la realizzazione della truffa. L'uomo, 55 anni, è stato deferito in stato di libertà per reato di tentata truffa. Stanno bene, potranno rientrare a scuola i 5 bambini rientrati nei giorni scorsi dalla Cina e rimasti a scopo precauzionale in quarantena volontaria nelle proprie abitazioni. Oggi i bambini possono tranquillamente uscire e tornare alla loro quotidianità, alla scuola, e quindi il problema non c'era assolutamente il coronavirus. Solo una misura precauzionale, quella adottata dai genitori di 5 bambini che vivono nell'area del Coneglianese e Vittoriese, da poco rientrati dalla Cina, rimasti a casa da scuola, in quarantena volontaria nelle proprie abitazioni sotto costante monitoraggio. Ovviamente a domicilio, misurando la febbre ogni giorno, la situazione si è normalizzata. Una quarantena volontaria cosiddetta fiduciaria, dove evidentemente, onde evitare che si creino allarmismi, la famiglia ha scelto di fare questo percorso ed ha fatto bene. Ad oggi dunque nella Marca Trevigiana non si riscontrano casi di coronavirus, ma l'attenzione rimane massima. Non abbiamo abbassato la tensione della difesa, cerchiamo di fare una rete a maglie strette, quindi i cittadini possono essere tranquilli che in collegamento con la Regione, con l'azienda ospedaliera di Padova e le nostre malattie infettive e l'igiene pubblica stiamo creando un cordone tale che teniamo tutto sotto controllo. E adesso a Spresiano tutti in discoteca per la festa di questo giovedì grasso, ma dopo la pubblicità.
Eccoci rientrati in onda in diretta con l'informazione trevigiana dei notiziari di Antenna 3. Adesso tutti a Spresiano per la festa di Carnevale con i ragazzi di diversa abilità. Musica, balli, maschere, crostoli e frittelle, la festa di Carnevale è servita. L'Odissea di Spresiano anche quest'anno apre le porte ai ragazzi diversamente abili e agli operatori dei centri diurni della Marca per una giornata organizzata con l'USL 2 all'insegna dell'allegria e dello stare insieme. È utilissimo fare questo tipo di iniziative, io spero insomma ce ne possano essere altre sul territorio. E niente, bisogna ringraziare davvero la famiglia Venerandi e anche l'azienda che insomma supporta questo tipo di iniziative che sono vitali e fondamentali per il territorio. Questa è una delle tante iniziative organizzate per incentivare l'inclusione di questi ragazzi, permettendo loro di trascorrere alcune ore in modo diverso dal solito. In contesti che sono contesti dei cosiddetti normali, dove i nostri ragazzi, le nostre persone possono provare l'esperienza e provare anche l'emozione di andare. Qualcuno di loro oggi mi ha detto è la prima volta che io entro in discoteca, ed è vero, perché altrimenti forse non sarebbero mai arrivati. Si divertono, che per loro penso sia un'occasione anche un po' originale e unica, perché chiaramente non hanno queste possibilità tutti i giorni, quindi noi ci fa solo che piacere ospitarli. Negli sguardi e nei sorrisi dei ragazzi era chiusa l'importanza di iniziative come questa. Mi trovo bene qui, è stata una bella giornata oggi. Hai ballato? Sì, un pochino, ma è bellissimo. L'unica cosa è divertirsi è la semplicità, stare in compagnia e volersi bene. Questa è una festa grande questa oggi. E adesso le notizie da Belluno e provincia. In primo piano la cronaca con il maxi sequestro della Guardia di Finanza da oltre 300.000 euro nei confronti di un imprenditore bellunese accusato di peculato per essersi impossessato del patrimonio della sorella interdetta. Nei guai anche la figlia, avvocato. Anziché proteggere la sorella interdetta e fare il suo interesse, le avrebbe sottratto nel tempo centinaia di migliaia di euro. Questa è l'accusa mossa nei confronti di un imprenditore bellunese al quale il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza del Comando Provinciale ha notificato l'avviso di conclusioni indagini preliminari a suo carico. L'uomo avrebbe sfruttato l'incarico di tutore giudiziale per impossessarsi di 303.000 euro, somma che adesso gli è stata congelata con quello che in gergo si chiama sequestro per equivalente. A disporlo il GIP di Belluno su richiesta della procura, ma c'è di più. Il tutore si sarebbe avvalso anche della cooperazione di sua figlia, avvocato e protutore, per accedere alla cancelleria del tribunale. Tra gli episodi contestati spicca il mancato versamento alla sorella interdetta della quota di eredità legittima alla morte del padre e la vendita nel 2016 della villa di famiglia. La complessa attività investigativa si è sviluppata attraverso l'analisi di documenti, informazioni testimoniali, la ricostruzione del patrimonio economico-finanziario della donna interdetta, nonché i rapporti bancari degli indagati. Per l'imprenditore si aprono le porte del Tribunale di Belluno, mentre il maxi sequestro preventivo da 303.000 euro potrebbe tramutarsi in confisca. Raid di furti a Feltre nella zona di via Venier. Ieri sera i ladri, dopo aver forzato le porte e finestre al primo piano di un'abitazione, si sono impossessati di orologi monili in oro per un valore di 700 euro. In un secondo tempo, con la stessa tecnica, hanno rubato gioielli del valore ancora da quantificare. Indagano i carabinieri di Feltre. E adesso l'emergenza personale all'ufficio scolastico di Belluno che approda in Parlamento con la deputata leghista Angela Colmellere, segretario della Commissione Istruzione, che ha depositato una interrogazione urgente al ministro Lucia Azzolina. Il caso è stato sollevato anche dai sindacati nei giorni scorsi. All'ex provveditorato manca il 60% del personale e il rischio paralisi è concreto. Nella sua interrogazione la Colmellere parla di una situazione drammatica in un territorio poco attrattivo per i trasferimenti e chiede al governo come intende intervenire in tal senso.
Restiamo a Belluno con una maratona di storia e di diritti umanitari, quella degli studenti del bellunese che oggi sono dati appuntamento al Teatro Comunale di Belluno per dire no al bullismo. Lui sorride come se avesse vinto un premio e anche lui ci chiede: Samo malo, solo un pochetto, fuori. Ai ragazzi diciamo: ragazzi, schiena diritta, abbiate coraggio, ma coraggio non di fare i grandassi, di capire quella che è la realtà. È un monito quello rivolto agli studenti bellunesi da parte dell'Associazione Vittime Civili di Guerra dal palco del Teatro Comunale, dove in questi giorni si sta correndo una maratona davvero particolare, quella per i diritti umani e la solidarietà. Centinaia i ragazzi coinvolti dal coordinamento delle scuole in rete. Tra i progetti quello dedicato alla guerra dei Balcani, forse la più vicina e recente, di certo una delle più cruente, ben rappresentata dallo spettacolo messo in scena dal titolo La Scelta, che sta preparando i ragazzi a un viaggio importante. Domenica partiremo per un viaggio insieme a 80 ragazzi e saremo a Vukovar, Sarajevo, Mostar e altre città dell'ex Jugoslavia proprio per studiare bene questa storia, per imparare dal passato. Un passato che può ritornare anche sotto diverse forme. Non c'è soltanto la guerra, c'è infatti la violenza di ogni giorno, il bullismo, entrato anche nelle classi bellunesi. I diritti umani sono il cuore di tutto, della relazione. Ovviamente le guerre come il bullismo nascono dal mancato rispetto della persona, dal mancato rispetto dell'altro. E proprio sul tema del bullismo ci sono progetti specifici rivolti anche ai ragazzi più giovani. Parlare di bullismo ai ragazzi delle medie e raccontato in una prospettiva diversa dell'educazione tra adulto e ragazzo, una prospettiva ragazzo-ragazzo, quindi un'educazione tra pari. E questa sera alle 21:15 torna una nuova puntata della Zanzega. Allora vediamo dove ci porteranno stasera Ivo Gallo e Lele Marcassa. Ivo Gallo di nuovo a bordo della nostra Smart elettrica. Sì, ma perché guidi sempre tu? Perché sono il conduttore, caro mio. Grazie. Ma Lele, dov'è che andiamo oggi? Città di Rovigo. Rovigo, non ci sono mai stato. È una città che pochi in effetti conoscono, ma credo potrà essere sorprendente. Non vedo l'ora. La Rovigo straordinaria, la Rovigo che non ti aspetti nella 12ª puntata della Zanzega, in onda questa sera alle 21:15 su Antenna 3. Il viaggio alla scoperta del Triveneto arriva in Polesine e il suo capoluogo svela alcuni dei suoi tesori: le torri medievali, l'Accademia dei Concordi, la Pinacoteca di Palazzo Roverella. Un punto di riferimento per la città di Rovigo. È un palazzo storico, un bene culturale molto importante, risale al 1474, quando Rovigo e il Polesine erano sotto la dominazione degli Estensi. I paesaggi, i monumenti come la rotonda della Beata Vergine del Soccorso, l'ingresso allo stadio Battaglini, il tempio nazionale del rugby. Ma a Rovigo è abbastanza semplice innamorarsi del rugby perché tutti hanno un fratello, un cugino, un parente, un familiare, un compagno di scuola che gioca a rugby e per cui diventa quasi abbastanza scontato provarci. Ho provato anch'io, come tanti miei amici, e poi la passione è normale che scatti perché è uno sport meraviglioso. E ancora la musica del conservatorio, la gastronomia e lo sguardo che si apre a una provincia ricca di bellezze. Sperando che tutti abbiate il desiderio di recarvi in questa provincia straordinaria che è la provincia di Rovigo. Evviva! Evviva Rovigo e viva il Polesine, evviva! E a breve un altro appuntamento con la nostra programmazione, cioè con 20:10. Interverranno come ospiti Walter Rigobon, presidente di Adiconsum Treviso e Belluno, e Gian Michele Passerini, presidente della CIA Veneti. È tutto per questa edizione trevigiana, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ci salutiamo con le previsioni del tempo, arrivederci. Svello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero. Bentrovati al meteo. Non cambia la situazione sul nostro territorio, il tempo risulterà sempre stabile grazie alla pressione atmosferica in ulteriore rinforzo. Il dettaglio di venerdì 21 febbraio.
Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Non sono attese piogge. Sarà possibile solamente alla mattina la formazione di qualche nebbia in pianura. Temperature minime tra -2 e 2 gradi, valori massimi invece tra 8 e 13 gradi all'incirca. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, sarà infatti una splendida giornata all'insegna del sole prevalente. Temperature minime fino a 5 gradi, massime sui 10-11 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sarà bel tempo con cielo, vedete, al massimo velato. Temperature minime fino a -4 gradi, massime invece tra 9 e 11 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Vello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero.